Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione mattutina e la musica mattutina di Cittadella alla radio, Cittadella TV. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Piero Caffio che guida la parte tecnica insieme sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Vi accompagneremo questa mattina fino alle 9 dandovi le principali notizie del territorio. Cominciamo con quella appena arrivata in redazione. È finito agli arresti domiciliari l'ex vice sindaco di Torricella Michele Franzoso, accusato di turbativa d'asta per gli appalti pilotati, secondo la procura di Taranto, al comune di Torricella. Stamattina, qualche ora fa, i carabinieri della compagnia di Manduria, guidati dal maggiore Alessandro Torto, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Giovanni Caroli, diversi anche gli imprenditori finiti ai domiciliari. Nel corso di questa puntata vi daremo naturalmente altri dettagli dell'operazione in corso, quindi mi raccomando, restate con noi, non andate via. Non parleremo solo di quello, naturalmente oggi parleremo anche e soprattutto di Examiu. Lo faremo perché oggi i sindacati parteciperanno all'audizione della Commissione regionale ambiente con Loredana Capone per la situazione di Profondo Rosso in cui versa l'azienda, una sorta di appello, di aiuto quasi, se vogliamo, che il comune aveva in qualche modo anche un po' auspicato per salvare la società di raccolta di rifiuti e di igiene urbana. E poi parleremo di Orizzonte Taranto perché questa sera va in onda il nuovo appuntamento, la nuova puntata dell'approfondimento di Cittadella con Maristella Massari. Ascolteremo da lei i suoi ospiti, il tema di questa giornata. Poi naturalmente non possiamo non parlare di ex Silva. Flax naturalmente non molla, va avanti. Ieri un'intervista lunghissima a Sky TG24 e ne parleremo col direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazzo, e poi chiuderemo naturalmente parlando di alternative, perché c'è chi sostiene a Taranto che dall'industria culturale possono arrivare 20.000 posti di lavoro stabili. Guacci dell'Upalap, che sarà oggi il nostro ospite, con lui cercheremo di capire da dove nascono questi numeri. E naturalmente, come ogni giovedì, le nostre frequenze divergenti. Oggi vi racconteremo la storia di Gabriele Volpe, un ragazzo autistico che ha costruito il suo futuro, come l'ha fatto, come vede la sua vita e come vede il resto del mondo. Ce lo racconterà qui questa mattina, quindi mi raccomando, non andate via. Adesso però cominciamo con l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon giovedì da Maia e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è giunto il momento di sedervi a un tavolo e far quadrare i conti. In vista dell'estate, che potrebbe rimescolare le carte nella vostra carriera e nelle vostre finanze, fareste bene a muovervi d'anticipo. Toro, non sentitevi in colpa se sentite il bisogno di concentrarvi maggiormente sulla vostra carriera professionale. Anche se potreste finire per dedicare meno attenzione agli affetti, ricordate che è importante anche la vostra soddisfazione lavorativa. Gemelli, datevi da fare senza esitazioni, in particolare se avete appena iniziato un percorso nuovo lavorativo. Anche se il ritorno alla routine non sarà dei più semplici, otterrete ottimi risultati, dimostrando di che pasta siete fatti. Cancro, gli alti e i bassi emotivi lasceranno finalmente spazio a una maggiore stabilità. È anche arrivato il momento giusto per nuove idee, progetti e persino viaggi. L'energia mentale e quella fisica vi sosterranno. Leone, dovrete focalizzarvi di più su ciò che è essenziale, eliminando il superfluo. Non lasciatevi condizionare dalle critiche, seguite il vostro istinto. Per i single, l'amore potrebbe essere dietro l'angolo. Affacciatevi. Vergine, gli impegni non mancheranno oggi e sarà importante riorganizzare gli spazi e gestire il tempo con equilibrio. Alcuni giorni potrebbero risultare stressanti, rallentate il ritmo e non affrontate tutto con troppa fretta. Bilancia, fate attenzione a non idealizzare troppo ciò che desiderate. A volte la realtà può rivelarsi diversa dalle aspettative. Qualche tensione in famiglia potrebbe richiedere un po' di pazienza. Scorpione, dedicate del tempo a voi, magari trascorrendo momenti in mezzo alla natura, con la famiglia o il partner, oppure rilassandovi con un buon libro. La vostra energia vedrete che tornerà a crescere. Sagittario, sarà il momento giusto per pianificare progetti di coppia o a lungo termine, senza però mettere troppa fretta agli eventi. La salute richiederà un po' di attenzione e cura in più. Attenzione infatti ai dolori muscolari.
Capricorno, la voglia di lasciarvi tutto alle spalle sarà forte, ma niente panico. È il momento di riorganizzare la vostra quotidianità e stabilire confini più chiari. Ogni fase della vita porta con sé cambiamenti e accettarli è il primo passo per l'equilibrio. Acquario, vi sentirete finalmente svincolati da una situazione che ormai si trascina da troppo tempo, rischiando di mettere alla prova la vostra pazienza. In amore le relazioni di coppia potrebbero attraversare un momento delicato. Pesci, alcune relazioni sembrano in crisi e potrebbero andare incontro ad un distacco definitivo. Nel lavoro o nello studio evitate di sovraccaricarvi, ogni cosa ha il suo limite. Oggi vi saluto con le parole di Albert Camus. Un uomo senza etica è una bestia selvaggia che vaga libera in questo mondo. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato le stelle. Noi adesso vi diamo una lettura veloce alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo col Corriere del Mezzogiorno. Il Twiga tutto alle spalle. Briatore cambia idea sulla Puglia e torna a investire con il brand Crazy Pizza. Il locale apre a Savelletri. Minerva non polemizza, facciamo turismo VIP da anni. C'era tutta sta voglia di fare il Twiga, poi niente, è andata via così. Uno shock invece a Stornara, sfregiato in monopattino da un cavo. Si è sfiorata la tragedia nella località in provincia di Foggia. Un uomo di 35 anni, Stefano Matteucci, è stato violentemente sbalzato dal monopattino dopo aver urtato un filo elettrico teso da ignoti da un lato all'altro della strada. Insomma, l'anticamera della follia, non lo so come la vogliamo chiamare, una roba del genere. Andiamo invece a vedere la Gazzetta del Mezzogiorno, l'apertura dedicata agli esteri. Assalto alle navi, tensione a Hormuz, i Pas d'Aran sequestrano 2 cargo, merci pugliesi KO, la Marina invierà 4 unità nello stretto. E poi San Nicola, timori per la faida tra i clan, la festa patronale che insomma anche se il 6 dicembre i baresi festeggiano proprio come i tarantini tra l'8 e il 10 maggio più o meno. Dopo l'omicidio Scavo la festa patronale sarà brindata e la prefettura è in allerta. Insomma, lo scontro tra l'ipotesi quantomeno di scoglio e comunque le tensioni accertate tra gli Strisciuglio e i Capriati insomma mette paura. Ex Ilva, la sfida di Flax, solo io posso salvarla, ha detto l'imprenditore ieri a Sky TG24. Ne parleremo oggi col direttore della Gazzetta, Mimmo Mazza, quindi restate con noi. Ora ci fermiamo per la New Hit, quando torniamo tutti gli altri giornali. Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Cittadella. Le 5 di mattina, insomma più o meno come tutti i giorni, ecco, mettiamola così, con la sveglia, vero Piero? Che gioia svegliarsi a quest'ora. Poi stamattina è successo qualcosa di stranissimo, c'è un bel sole, l'hai visto? C'è una giornata nitida, sono arrivato qui a Paolo VI e pioveva. C'è 4 gocce, 1, 2, 3, 4, però ha piovuto. No, io ti giuro che guardavo fuori dal finestrino e dicevo vabbè, ma da dove arrivano? Perché non avevo nuvole sopra, quindi ti dico la verità, non so cosa mi sia arrivato sulla macchina praticamente. 7.34, continuiamo la nostra rassegna stampa. Dopo Corriere Gazzetta diamo un'occhiata all'Edicola del Sud, che apre con la cronaca di Bari, festa a Bari di San Nicola sotto stretta sorveglianza. E a proposito di criminalità e faida tra i gruppi baresi, incentivi ZES e transizione 5.0, infiniti ritardi nelle liquidazioni, le aziende attendono i fondi, incertezza normativa, lungaggini che mettono sotto pressione investimenti e programmazione. Il sistema produttivo intanto chiede tempi certi. Ex Ilva, cassa integrazione fino a ottobre, ieri il tavolo a Roma. E chiudiamo con voli civili, tutto fermo a Grottaglie, ieri la denuncia, l'appello denuncia di Vietri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Andiamo a dare un'occhiata infine a Quotidiano di Puglia, l'edizione di Taranto che apre con l'estero. Effetto Hormuz sulle crociere, la stagione slitta di un mese. La nave della TUI Cruise bloccata negli Emirati Arabi, incognite per il settore. Al centro della pagina invece il tavolo al Ministero a Roma. Ex Ilva doppio fronte, cassa fino a febbraio e Flax chiede risorse. Ha chiesto
niente, 500.000 euro, scusate, 500 milioni come allo Stato. Insomma, per essere uno multimiliardario che è appena arrivato, devo dire che non è male. Insulti al sindaco di Pippa, condannato il presidente dell'autorità portuale Giovanni Gugliotti. La sentenza emessa alcuni giorni fa, ne scrive Alessio Pignatelli sul Quotidiano. Chiudiamo invece con la cronaca sindacale. Natuzzi, lo sciopero in 3 piazze, proposte aziendali inaccettabili, proteste a Santeramo, Altamura è la terza. Questo lo troverete naturalmente sui giornali di oggi e naturalmente vi invitiamo a leggerli, a comprarli, ad acquistarli, ad informarvi. Mi raccomando, siate consapevoli. Per tutto il resto ci sono i 96.5 e canale 94. Adesso invece noi cominciamo i nostri approfondimenti, lo faremo parlando di Examiu che oggi finisce in regione. E allora siamo tornati in diretta alle 7.39, come annunciato parliamo di Examiu, un profondo rosso da 43 milioni di euro, spicciolo più, spicciolo meno, e nei giorni scorsi una delle ipotesi ventilate per provare a salvare l'azienda era quella di chiedere aiuto alla regione. Proprio oggi le organizzazioni sindacali saranno audite in commissione ambiente dalla commissione guidata da Loredana Capone. Cosa metteranno sul tavolo? Cosa chiederanno agli esponenti della giunta regionale e del consiglio regionale? Lo chiediamo a Cosimo Sardelli della funzione pubblica di CGIL. Buongiorno Sardelli. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, cominciamo da questa audizione in regione, poi dobbiamo parlare anche di quello che Fabio Venere sulla Gazzetta aveva ribattezzato come Mr. Due Diligence, insomma il professor Di Russo, che avrebbe dovuto fare un'analisi della situazione dell'Amio, invece è stato stoppato in autotutela. Ma insomma, andiamo per gradi. Cominciamo dall'audizione. Sardelli, oggi davanti alla regione, ai consiglieri regionali, cosa metterete sul tavolo? Qual è la priorità? La priorità, come abbiamo più volte detto, ai fini del salvataggio di Amio, per recuperare da un lato risorse aggiuntive che possano in qualche maniera garantire quelle risorse per ripianare il debito, e dall'altro per chiudere il ciclo di rifiuti in questa città, noi chiederemo appunto alla quinta commissione una modifica del piano regionale dei rifiuti, che io voglio ricordare è già in scadenza, scade a dicembre di quest'anno, al fine di riattivare l'autorizzazione per l'impianto di termovalorizzazione di proprietà di Chimambiente, che Chimambiente è l'unica partecipata da Napoli in giù che ha impianti di proprietà, il termovalorizzatore che però è completamente fermo ormai da quasi un ventennio, l'impianto di compostaggio che è stato riattivato a settembre e l'impianto di selezione del multimateriale a Pasquinelli riattivato da circa un anno. Ora, attualmente partiamo da un assunto importante. Oggi a Taranto lo smaltimento di rifiuti in discarica costa circa 250 euro per tonnellata, tant'è che cuba sul bilancio del Comune di Taranto dai 4 ai 6 milioni di euro. Quindi comprendete bene anche il costo non solo per l'azienda ma per l'intera collettività. Quell'impianto però è fermo e ha un'autorizzazione che prevede che i rifiuti debbano passare, che è un'autorizzazione ferma quindi al vecchio piano regionale dei rifiuti, e dovremmo chiedere appunto di dar luogo a quei project financing presentati da alcuni soggetti privati che si impegnano a fare il revamping degli impianti, a metterli in marcia e quindi chiudere il ciclo di rifiuti e garantire risorse aggiuntive per la partecipata ma anche per lo stesso bilancio comunale, quindi chiedere appunto l'autorizzazione a che questo impianto di termovalorizzazione possa trattare il cosiddetto RUR. Il RUR si intende sostanzialmente il rifiuto urbano residuo, cioè quello che residua dalla raccolta differenziata, che non è differenziabile. Perché attualmente il percorso è raccolta, impianto di TMB, discarica, che costa 250 euro a tonnellata, e poi produce energia elettrica per il soggetto privato che gestisce attualmente gli impianti. Ora, la richiesta che noi faremo di autorizzare il revamping dell'impianto di Chimambiente, il termovalorizzatore, ai fini del conferimento del RUR. Ci sono però una serie di incognite. Perché si possa andare a conferire direttamente il RUR è richiesta una differenziata almeno del 70%. Noi siamo fermi al 30%. Quindi comprendete bene che
la complessità della questione, che richiede più aspetti. Da un lato la variazione del piano regionale dei rifiuti per riattivare l'impianto e permettere a questi soggetti privati che hanno fatto un project financing di rimetterli in marcia, garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti e garantire risorse aggiuntive alla città e alla partecipata. Dall'altro però bisogna operare sulla qualità e l'efficienza del servizio di raccolta differenziata, perché altrimenti, se non si arriva a una percentuale del 70%, noi non potremmo conferire il RUR, perché comprendete bene, perché il residuo sarebbe molto molto più alto, in quanto la differenziata non è fatta male come quella che al momento avviene a Da questo punto di vista, visto che c'è rimasto un minuto, quanto è importante l'intervento della regione, al di là diciamo dell'autorizzazione dell'impianto, ma magari potrebbe essere previsto un ingresso nella partecipata della regione? Guardate, nelle linee guida del vecchio piano regionale dei rifiuti si parlava chiaramente di gestione pubblica degli impianti di trasformazione dei rifiuti. Queste erano le linee guida del piano regionale dei rifiuti. Una delle nostre richieste è che almeno dove ci sono impianti pubblici, e ripeto, la provincia di Taranto ne ha ben 3, il termovalorizzatore che è morto là perché è fermo da anni, ma dall'altro lato c'è l'impianto di selezione dei rifiuti Pasquinelli che andrebbe potenziato ulteriormente, c'è l'impianto di compostaggio sempre sulla strada Permassafra, anch'esso fondamentale. Magari questi impianti aumentare diciamo la portata e chiudere il ciclo con una gestione impiantistica completamente pubblica. Però comprendete bene. Devo chiuderla io perché siamo già in ritardissimo. Volevo insomma chiedere anche una sua opinione invece su questo stop in autotutela del comune alla consulenza affidata al professor Di Russo. Una battuta, io direi che siamo su scherzi a parte, perché noi da tempo, questa storia della Mr. Due Diligence, come dice il giornalista di Gazzetta, noi abbiamo iniziato questa discussione nel lontano ottobre, dove ci fu detto che sarebbe stata affidata ad una società esterna, poi è arrivato questo super esperto, ma noi ci chiediamo, noi da tempo che lo diciamo, il controllo dei conti, quindi della situazione di Amio o ex Amio, la legge lo attribuisce al controllo analogo del comune che è proprietario al 100% della società. E tutto questo, avanzare del tempo a noi preoccupa un poco, perché in una situazione così critica, così drammatica dal punto di vista economico e finanziario, il passare del tempo non fa che rendere, direi quasi impossibile, il salvataggio di questa azienda. Allora noi ci chiediamo, se c'è un controllo analogo previsto per legge da anni, perché c'è la necessità di un super esperto, una super società? E soprattutto ci chiediamo, è ammissibile un siffatto pressappochismo in una situazione così pesante, non solo per i lavoratori, ma per la qualità del servizio della città? Ma consentiteci, un default di Amio investirebbe l'intero bilancio comunale. E noi siamo veramente sbalorditi e preoccupati di questa situazione, perché, ripeto, il passare del tempo rende più difficile di quanto già non lo sia un'eventuale operazione di salvataggio. Se poi mettiamo il combinato disposto di questi continui rinvii, di questo continuo prendere tempo, che poi la Corte dei Conti ha detto una cosa che Sardelli, purtroppo la devo interrompere davvero. Banale, che quello 10 non era un affidamento di servizi, ma era una consulenza, era evidente che era una consulenza e andava seguita una certa procedura. Noi siamo preoccupati perché il combinato disposto tra un'impiantistica che ha difficoltà a decollare, da qui la nostra andata in regione oggi, e questi eventi, queste vicende ci stanno prefigurando uno scenario che noi da anni denunciamo e che purtroppo, io dico purtroppo, si sta concretizzando. E che purtroppo ci dovrà dire in una prossima occasione, Sardelli. Io la devo stroncare proprio perché siamo andati ben oltre il limite, mi perdoni davvero, ma avremo sicuramente occasione per parlarne. Grazie a Cosimo Sardelli e buon lavoro. Buon lavoro, buona giornata a tutti. Noi invece ce ne andiamo al presente e in particolare a questa sera la nuova puntata di Orizzonte Taranto condotta da Maristella Massari. A cui diamo il bentornato. Buongiorno Maristella. Maristella? Eccoci qua. Eccoti. Io ci sono. Eccoti qua. Allora, questa sera di cosa parliamo? Chi avremo come ospite sul canale 94 del Digitale Terrestre? Parliamo di un argomento che fa molto discutere in città, soprattutto per i temporanei, i disagi. Prima o poi i cantieri saranno chiusi e si tornerà alla normalità. Parliamo del VRT, l'acronimo
più diffuso tra i tarantini, Bus Rapid Transit, che sarà del nostro trasporto pubblico già a partire da giugno, si spera, o comunque insomma giù di lì. Lo scopriremo stasera indagando lo stato dell'arte dei progetti con l'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli, con la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e con Nicola Raffo, che è il responsabile, insomma il rappresentante del Comitato Cittadini per la Salinella. Salinella è uno dei quartieri maggior bersaglio di cantieri, non solo quello delle BRT ma anche quelli dei Giochi del Mediterraneo, quindi un disagio davvero importante per chi vive in questo quartiere. Che cosa racconteremo ai nostri telespettatori questa sera? Diciamo di nuovo, pensi di come dire, di darmi la possibilità di farmi innervosire domani mattina perché l'hai raccontato tu e non io? No, assolutamente. Racconteremo insomma come cambia la mobilità, se i tarantini sono davvero pronti a questo cambio, perché comunque il sistema BRT presuppone anche un numero importante di passeggeri. Noi che siamo abituati, mi ci metto anch'io, anche se da un po' ho cambiato le mie abitudini, siamo abituati anche ad andare al supermercato sotto casa con l'automobile. Ce la faremo davvero, insomma, a lasciare l'auto a casa e a usare i mezzi nei pubblici, parcheggi di scambio e a prendere questi BRT. I bus Rapid Transit sono dimensionati rispetto all'utenza reale o sono sovradimensionati rispetto a quello che può essere un potenziale, soprattutto insomma. Come faremo a passare il ponte se i mezzi sono pesanti, il ponte è vecchio e ci tocca andare a piedi da via Regina Margherita a piazza Castello, metti una vecchia con la spesa in un giorno di pioggia? Va bene, non lo so, sono domande che mi faccio. sono domande che abbiamo fatto e abbiamo ricevuto delle risposte. Insomma, adesso però stasera indagheremo meglio e cercheremo di capire come si organizzeranno i tarantini. E allora ve lo racconteremo questa sera sul canale 94 con Orizzonte Taranto. Grazie a Maristella Massari, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Noi invece ci fermiamo subito, spazio al giornale radio e poi alla musica, e quando torniamo invece parliamo di Ex Silva. Restate con noi. 9 minuti dopo le 8 torniamo a parlare di Ex Silva. Lo facciamo riprendendo le parole di Michael Flux, ieri apparso a Sky TG24, che ha detto: o la salvo io o continuerà a rubare al governo 100.000 euro al mese, ha detto il presidente di Flux Group. E che però, diciamo, se da un lato dice continuerà a rubare, 100 milioni al mese, dall'altro dice che a lui serve un prestito ponte di 500 milioni di euro. Insomma, non proprio un ragionamento lineare, però sicuramente un piano chiaro, almeno nella sua mente. Lui ha detto: io non voglio nessuna beneficenza, sono pronto a investire del denaro, 100 milioni, 200 milioni, si avrà a fianco delle banche, ma le banche, allo stato delle cose, non ci metteranno un dollaro. Rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto: non siamo preoccupati dalla bonifica ambientale perché Flux è uno degli investitori globali più importanti dal punto di vista anche delle situazioni ambientali, saremo in grado di fare la bonifica, ci vorranno 5 o 10 anni, così un attimo a spanne, e ha aggiunto tra l'altro rispetto a Jindal che siamo l'unica azienda pronta a capire perché ci sono tutte queste morti all'Ilva, se a causa degli impianti o a causa di qualcos'altro. Dobbiamo intanto stabilire un'autorità indipendente che possa finalmente chiarire la verità. Qualcuno spieghi a Flux che in Italia esiste e si chiama magistratura. Io non so se abbiamo... non ancora. Ok, allora continuo a raccontarvi che nelle sue dichiarazioni Flux ha aggiunto anche che lui non ha bisogno di questo business per cambiare vita, perché è in un'ottima situazione, è molto contento, ma vuole investire perché gli piacciono le sfide. È un'opportunità fantastica di poter avere il controllo di questa azienda e potrebbe essere in qualche modo, dice lui, la sua eredità. Ecco,
insomma le domande sono state poste a Flax, forse andavano, ecco, magari fatte anche da qualcuno che, come dire, magari di ex Silva ne capisce un po' di più, però tutto questo è avvenuto tra l'altro nel momento in cui a Roma si annunciava una proroga della cassa integrazione con una copertura del 70% dello stipendio e contemporaneamente a Milano era in corso la prima udienza del processo per la class action. Vi ricordate l'azione inibitoria promossa dalle associazioni di genitori tarantini, Comitato Libere Pensanti e una serie di altri gruppi che hanno chiesto lo stop immediato alla produzione dell'ex Silva, mentre il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente questa richiesta e ha detto all'ex Silva che se non rispetta l'AIA, come non rispetta, dovrà chiudere dovrà fermarsi dal 24 di agosto. Ricorso naturalmente di Acciaierie d'Italia e ricorso anche dell'Associazione Genitori Tarantini. Ma andiamo per gradi. Torniamo un attimo all'intervista di Michael Flax e commentiamola insieme al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, che è in collegamento con noi. Buongiorno Mimmo. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Allora Mimmo, come dire, altre parole che mi sono parse, come dire, buttate un po' così. Lui parla di Flax parla di una bonifica che ci vorranno, lui dice 5-10 anni, siamo gli unici in grado di farla. Da un lato poi dice che Ilva continuerà a rubare, tra virgolette, 100 milioni al mese allo Stato, ma contemporaneamente chiede un prestito ponte di 500 milioni di euro. Sì, diciamo che è stata un'intervista in cui sostanzialmente ha elogiato, esaltato la sua capacità imprenditoriale e fin qua ci sta. E ha detto tutto il contrario di tutto praticamente, nel senso che ha detto che l'azienda è messa male, e questo lo sappiamo, che solo lui lo può salvare, questo non lo sappiamo, ma insomma diciamo che non è che ci sia tutta sta fila di aziende pronte e con il know-how giusto per salvare l'Ilva. E poi ha anche aggiunto che insomma vuole il prestito ponte dello Stato perché nessuna banca finanzierebbe l'operazione di acquisto Ilva in queste condizioni. Onestamente da questo punto di vista non mi sento di dare di torto, perché obiettivamente l'Ilva è messa così male che è difficile trovare istituti di credito pronti a certo, questo fare l'operazione. E diciamo che da questo punto di vista sicuramente sarebbe molto meglio che lo Stato si assumesse l'onere di farlo per poi venderla in un secondo momento, perché non dobbiamo dimenticare nemmeno un'altra cosa. Chiunque si approccia all'Ilva lo si approccia volendola praticamente gratis, vista la situazione in cui si trova, ma non è così semplice, perché l'Ilva poi è anche sottoposta a ben due amministrazioni straordinarie che devono dar conto ai creditori. Siccome il debito complessivo delle varie amministrazioni straordinarie che si sono sedute dal 2015 a oggi ammonta a circa 8 miliardi di euro, è anche ovvio che i commissari dovranno andare molto cauti nell'assegnare l'Ilva, perché se no rischiano dal punto di vista personale di dover rispondere. Mimmo, lui ha detto anche che, come dire, cioè, tra le tante cose che ha detto, la sensazione è che lui dice bisogna accertare, trovare un organo terzo che stabilisca perché muoiono gli operai. Cioè, l'idea che ci sia la magistratura in Italia non lo ha sfiorato evidentemente, perché non so quale organo terzo lui voglia fare riferimento. Lui ieri non ha negato di essere trampiano, insomma, ha anche detto che questa operazione si deve fare perché altrimenti l'influenza cinese sarà fortissima in Europa, e da questo punto di vista si svela un po' insomma poi qual è l'operazione di Trump, quella di fare la guerra tra virgolette alla Cina, e poi anche il vero motivo della guerra nel Golfo a cui stiamo assistendo ormai da quasi 2 mesi. Quindi ci sono anche temi geopolitici all'interno di questa situazione, ed è ovvio che dobbiamo stare molto attenti. Io, guarda, una delle poche cose che apprezzo di Flax è che risponde alle domande dei giornalisti, almeno, certo. Giornalisti. Lo farà anche quando verrà a Taranto, e verrà a Taranto tra domani o molto più probabilmente inizio la settimana prossima. Ricordo che Cindal ha fatto questa visita al comune in maniera del tutto clandestina, e anche il comune non è stato prodigo di chiarimenti. Io credo che in una fase così convulsa la comunicazione e la trasparenza siano essenziali. E allora vedremo come andrà questa visita di Flax, naturalmente gliela racconteremo anche noi. Grazie a Mimmo Mazza, grazie davvero direttore, buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, invece quando torniamo dopo la musica vi parliamo invece dell'alta industria, quella culturale. Secondo Guacci del Lupalap a
porta con sé 20.000 posti di lavoro stabili e vi racconteremo perché. Restate con noi. Alle 8.26 il nostro rewind sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Ben trovati a Buongiorno Taranto. E come annunciato passiamo dal racconto dell'ex Ilva e quindi dalla monocultura dell'acciaio a un'alternativa che potrebbe portare su Taranto 20.000 posti di lavoro stabili, almeno secondo quanto racconta l'UPALAP, l'Unione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi, presiedute a Taranto da Giorgio Guacci, a cui diamo il benvenuto qui a Cittadella. Buongiorno. Abbiamo un problema con l'audio? Appena, almeno credo, non so. Piero, vogliamo riprovare? L'immagine la vedo bloccata, quindi ok. Proviamo magari a fare una chiacchierata telefonica con Guacci, che dici? Allora vi racconto che insomma la proposta e l'intervento fatto da Guacci al focus organizzato da Confartigianato è sostanzialmente intitolato Basta monoculture. Cultura e patrimonio sono industria, servono 20.000 posti stabili, non contributi a pioggia. In sostanza UPALAP dice che nonostante i 2 miliardi che siano piovuti a Taranto tra PNRR, CIS, JTF, fondi di coesione, giochi del Mediterraneo, una serie di altri così, si crea solo lavoro transitorio perché è destinato a infrastrutture tutte utili ma scollegate da una strategia, cioè siamo sostanzialmente a lavoro per costruire qualcosa che a un certo punto è pronto e quindi quel lavoro finisce. Ci siamo ricollegati con Guacci, proviamo a vedere come va. Guacci, mi sente? Sì, benissimo. Eccoci qua, finalmente. Allora, Guacci, non monoculture, lei dice che insomma sono arrivati i 2 miliardi di euro, ma questi lavori sono, tra virgolette, temporanei, nel senso che sono legati alla costruzione di qualcosa che a un certo punto è pronto e finito e quindi il lavoro altrettanto finisce. Servono 20.000 posti di lavoro stabili che arrivano dall'industria culturale che Taranto, insomma, almeno secondo quello che racconta lei, può portare avanti? Sì, è opportuno che riordini un attimino il mio pensiero, nel senso che Taranto ha bisogno di un rinascimento, di una esplosione e di una ripresa, perché la situazione economica è decisamente critica, abbiamo una disoccupazione ai massimi livelli, molto più alti di tutto il sud Italia, è in controtendenza rispetto anche ai dati nazionali. E questo implica una necessità, quella di ripensare l'economia del territorio, ripensarla ripartendo da quelli che sono gli elementi trainanti da affiancare alla monocoltura dell'industria, che ha contraddistinto gli ultimi 30-40 anni della nostra città. Uno dei dati più importanti è la cultura, perché la cultura, si sa bene chi fa economia, la cultura genera economia. Noi abbiamo degli attrattori e una storia che ci consente di esplodere con la cultura, con l'economia anche. Guardi, le chiedo di andare un attimo, siccome non abbiamo tantissimo tempo, le chiedo di andare davvero un attimo nel dettaglio. Un conto è, come dire, parlare del Marta, un conto è parlare di 20.000 posti di lavoro, può sembrare una cosa. 20.000 posti di lavoro non nascono solamente da quello che può generare uno degli attrattori, ma nascono da ripensare insieme, in una maniera bottom up, dal basso, ripensare insieme quello che è il futuro della città, per dare opportunità ai nostri giovani e mettere insieme, fare un matching di tutte quelle che sono le risorse, sviluppandole partendo dal basso. Abbiamo avuto tante iniziative delle associazioni di categoria, alcune sono già emerse sia nella riunione del comune sia nel forum di Confartigianato, ma tutte queste iniziative, tutti questi progetti, interessante quello di Confapio ad esempio del presidente Greco, tutte queste iniziative dovrebbero essere realizzate insieme. Noi abbiamo la necessità di mettere insieme economia e urbanistica per sviluppare
tutto quello che è possibile, mappando dal basso le esigenze lavorative e creando attrazione per gli imprenditori che vengono a investire in questa città. Faccio un esempio, giusto che è quello più semplice probabilmente. Noi sentiamo parlare di turismo, abbiamo degli attrattori turistici che possono essere il mare, che possono essere la cultura delle tradizioni religiose, l'archeologia, il Martà. Non abbiamo la ricettività, e quindi quando si parla di ricettività si parla di infrastrutture. I tanti progetti e i tanti investimenti che si stanno realizzando in realtà sono tutti interessanti perché creano le basi. Guardi, abbiamo gli ultimi 30 secondi, le chiedo un aspetto. Qual è il primo passo concreto da compiere? Mettersi insieme tutti quelli che pensano, cercare di creare delle sinergie, semmai coinvolgere menti illuminate come può essere Carlo Ratti, come può essere Boeri, come può essere l'ex ministro Barca, la Cinzia De Marco della Comunità Europea che si interessa di turismo sostenibile, per fare un progetto integrato che mappi le esigenze, crei gli obiettivi e soprattutto finalizzare gli investimenti all'occupazione. Nei progetti che noi... Io la devo interrompere perché purtroppo non abbiamo più tempo, però sicuramente è una questione da approfondire, quindi sicuramente nei prossimi giorni torneremo a disturbarla e cercheremo di comprendere poi anche nel dettaglio, ecco, in che modo, oltre a mettersi insieme le istituzioni, i governi dovrebbero provare a cambiare proprio la narrazione, immagino anche gli investimenti in questa città. Posso interrompere un attimo? Mettersi insieme è della base. È Taranto che deve fare un processo unitario. Le associazioni di categoria devono essere unite e fare insieme, perché il governo può darci solamente risorse, certo, ma le risorse dobbiamo chiederle noi, finalizzate all'occupazione. Non possiamo pretendere, come al solito, che altri ci diano l'indirizzo, siamo noi che ci diamo autodeterminare. E allora, vedremo come va, perché l'impresa è ardua, soprattutto quella di mettere insieme i tarantini, ma insomma bisogna essere sognatori, solo chi sogna può farcela. Grazie a Giorgio Guaggi bisogna di pensare in Upalap. grande. Assolutamente, grazie davvero a Giorgio Guaggi di Upalap Taranto per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi e a tutti i telespettatori. Noi adesso invece ci fermiamo per un po' di musica con un pezzacchione del grande Daniele Silvestri, poi cominciamo le nostre frequenze divergenti, lo facciamo con la nostra Liliana Doria e con un ospite particolare, Gabriele Volpe. E con lui, Silvestri, e con lui cominciamo questa nuova puntata di Frequenze Divergenti e diamo il bentornato a Liliana Doria. Buongiorno a tutti. Diamo anche il benvenuto qui a Cittadella la Radio e Cittadella TV a Gabriele Volpe. Buongiorno Gabriele. Ciao ragazzi. Come stai? Ciao. Tutto bene. Ottimo. Allora, Liliana, perché salirò? Tanto per cominciare, come al solito. Perché Gabriele è un ragazzo che ce lo insegna, insomma, a non arrendersi, a essere consapevoli che c'è una lunga strada, che vale sempre la pena voler e dover affrontare per vedere delle vette decisamente più interessanti, insomma, da lì il panorama. E allora cominciamo a raccontare questa storia con lo sguardo proprio di Gabriele. Cominciamo. Ecco Gabriele, se dovessi raccontarti senza usare etichette, chi sei oggi? Sono ormai un ragazzo autonomo che svolge varie attività, anche camminare da solo, per esempio, a parte che frequento cooperative Isaac Pro, ad esempio. Ok. E questo come ti fa sentire? Molto a mio agio. Ok, c'è qualcosa che le persone, per esempio, spesso fraintendono secondo te sull'autismo e che ti piacerebbe in qualche modo correggere una volta per tutte? Per me sì, molti erano nel trattare male i figli autistici o le persone autistiche in generale. Dovrò essere quanto possibile più comprensive, perché magari non sanno che in realtà hanno delle stereotipie che sono appunto c'è chi fa le farfalle, cammina molto strano, per esempio.
E tutto questo andrebbe compreso. Esatto. Ok, Liliana, la storia di Gabriele è una storia di autonomia, è una storia di crescita e di, tra virgolette, sinergia in qualche modo. Mi trovi perfettamente d'accordo, parto da questa tua ultima osservazione sul fatto che il servizio territoriale deve fare rete. Gabriele ce l'ha appena poc'anzi sollevato ci ha sollevata come lettura solo una sostegno familiare sincero, aperto, insieme a il terzo settore, in questo caso ha poc'anzi citato Isaac Pro, sicuramente insieme alle agenzie territoriali, una giusta dose buona di compromessi, perché mi rendo conto, insomma, Gabriele ha 27 anni, quindi immagino quante lotte ci siano state per arrivare dove Gabriele è arrivato, non solo a livello personologico, relazionale e di diritti, come poc'anzi Gabriele ha citato, ma anche di servizio. Insomma, 27 anni fa presumo che non era semplicissimo diagnosticare una neurodivergenza di questo tipo, e per quanto sicuramente mamma e papà siano state le persone molto attente lungimiranti, è vero Gabriele? Sì. Avranno fatto delle lotte, che le batterie diagnostiche, insomma, certo, di 20 anni fa non sono quelle di oggi. Gabriele, col tempo immagino che tu hai raggiunto, diciamo, degli equilibri. Quali sono le cose che ti fanno sentire a tuo agio nel mondo e quali invece magari quelle che lo complicano? Allora, partiamo magari da quali sono le cose che ti fanno sentire a tuo agio nel mondo? Allora, stare in mezzo alle persone, non capisco perché mi piace la confusione. Ti piace? Sì, non ovviamente quando urlano di rabbia, attenzione, quando urlano di gioia. Ok. Mi piace anche quando, tipo, per esempio, mi fa sentire a mio agio anche stando... Vabbè, con calma. Allora, facciamo così. C'è invece... allora, da un lato c'è l'aspetto che ti fa sentire a tuo agio, tipo questo stare in mezzo alla gente gioiosa, mi pare di aver capito. Sì. Di contro invece che cosa, ecco, invece non ti fa stare a tuo agio? Che cosa ti disturba? A parte essere giudicato, a parte quello, è anche il fatto che organizzo tipo un qualcosa. Pensavo di fare bene, invece va veramente storto. Quello succede un po' a tutti, Gabri. No, credo che non c'entrino le neurodivergenze, succede un po' a tutti di dire o fare qualcosa avendo un buon obiettivo e poi magari, ecco, per mille motivi che magari non dipendono neanche dal tuo impegno, da altre cose, magari va storta. Liliana? Allora, è una caratteristica delle neurodivergenze, a tutti, io condivido quanto ha detto Ciccio, diciamo che è una peculiarità di tutte le neurodivergenze, non solo quella dello spettro autistico, avere difficoltà nel accomodarsi immediatamente a un cambiamento imminente, soprattutto quando c'è una progettualità alle spalle, come può essere una routine, come può essere un'agenda molto fitta per un lavoratore neurodivergente. Nel momento in cui cambia qualcosina nel tassello, io sono la prima, questa è una mia caratteristica della mia neurodivergenza, ho profonda difficoltà a gestire il cambiamento immediato, per cui ho sempre un impeto di rabbia o comunque di frustrazione che magari gestisco con i miei strumenti. Immaginiamo questo momento di disagio, perché tale è, su ogni tipo di sfumatura di neurodivergenza, quanto possa essere impegnativa sia la gestione che anche la risposta comportamentale. E allora, Gabriele, a proposito, diciamo, di risposte, di questi cambiamenti di cui parla anche Liliana, tu hai scoperto strategie, passioni o trucchi personali che ti aiutano a stare meglio o a esprimerti? Sì, per esempio camminando, a volte gironzolo a casa, oppure mi sfogo con la musica, poi dipende con la musica, a seconda cosa mi dicono i propri istinti, signore del corpo, per esempio. Anche sfogandomi in tal caso, anzi, non più tal caso, è uno sfogo quotidiano stando allo smartphone o al computer, per esempio. Ok. Anche questo ti aiuta.
per esprimerti, per esempio, hai trovato dei trucchi, c'è qualcosa che ti aiuta o è stato un processo automatico? Allora, più o meno sì, ci sono gli esperimenti, tipo posso dire che suono? Certo, tu puoi dire quello che ti va. Che suono la chitarra elettrica a casa. Sto pensando a fare un cantautore un domani. Non è sicuro, però cerco di convincermi a farlo. Io credo che tu abbia tante cose da dire, che diciamo è la caratteristica principale di un cantautore. Poi diciamo la musica è un dettaglio. I cantautori sono quelli che hanno lasciato dei grandi segni, diciamo con le parole principalmente, poi anche con la musica. Io credo che tu abbia davvero un bel po' di cose da dire, quindi credo che il cantautore sia un bel progetto. Sì, di genere rock alternativo. Ah beh, bello pesante. Vabbè, del resto la chitarra elettrica che vuoi che suoni, De André, cioè voglio dire, ci sta. Allora, Gabriele, facciamo così, prendiamoci una pausa di qualche minuto per un po' di pubblicità e un po' di musica. Quando torniamo continuiamo a parlare della tua storia, dei tuoi progetti e insomma anche di quello che tu hai voglia di raccontarci, va bene? Sì. E allora, restate con noi, ci sono Liliana Doria e Gabriele Volpe. A tra pochissimo. Zitti e buoni, un po' come tante parti del mondo vorrebbero anche le persone neurodivergenti, oltre che quelle normodotate dotate di pensiero proprio e critico, e invece siamo diversi da loro, come dicono la buonanima dei Maneskin, ve ne ricordate? Diciamo, rewind recente. Siamo alle nostre frequenze divergenti con la nostra Liliana Doria. Buon pomeriggio! Così mi veniva di Così, dirlo. a quest'ora, alle 8.52. E perché ci siamo svegliati. Pensa dopo pranzo, capito? E invece diamo il bentornato qui a Gabriele Volpe. Gabri, bentornato. Ciao. Allora, ci stai raccontando la tua storia da uomo neurodivergente che ha fatto le sue scelte, ha fatto il suo percorso e avevo un'altra domanda da farti. A proposito di chi dice zitti e buoni, diciamo come dice la canzone. Ecco, Gabriele, se tu dovessi dare dei consigli a chi incontra o lavora con persone autistiche, che consiglio sarebbe? Di trattare magari con dolcezza le persone autistiche, cioè non giudicare quando sbagliano, per esempio, perché sono a parte che sono esseri umani, ma hanno bisogno di qualche comprensione in più, perché cioè sono ragazzi più speciali. Ok. E secondo te anche un po' più fragili? Sì. E quindi magari questa comprensione significa in qualche modo anche un po' più delicatezza, cura, immagino. Sì. Ok. Posso farti un'ultima domanda, Gabri? Certo. Che cosa significa per te vivere una frequenza divergente? È più una sfida, una ricchezza o entrambe? Entrambe. Cioè, noi siamo fatti in maniera veramente diversa. Tutti quanti? Sì. E quindi questo, diciamo, essere diversi è bello? Certo, che bello, cioè... Pensa se fossimo tutti uguali. Uno può anche commettere sbagli che io non le faccio pure. Meno male. Diciamo, se facessimo tutti lo stesso errore sarebbe una palla. Invece mi stavi raccontando però mentre eravamo fuori onda della musica. C'è qualcos'altro che ci vuoi aggiungere rispetto al tuo progetto musicale? Sì, per esempio che do un saluto speciale ai Subsonica, perché li seguo da anni, a parte che suoneranno il 1° maggio. In particolare per quello, se riesco andrò a vedere. Ok. Noi mandiamo un messaggio a Samuel dei Subsonica e anche a tutto il comitato Liberi e Pensanti e lanciamo un appello. Gabriele è uno dei grandi fan dei Subsonica, quindi capisci a me, mi raccomando, l'1 maggio ne parliamo. Bene, detto questo, Liliana, dobbiamo chiudere al volo. La storia di Gabriele è una storia bella, purtroppo diciamo non un modello, nel senso che ce ne sono tante che purtroppo non raggiungono questo livello. Possiamo dire che è un successo dal punto di vista della costruzione del progetto di vita, citato qualche puntata fa con la dottoressa Sibilio di SAC Pro, Gabriele che conosce molto bene, possiamo decretare in questo momento che sia una grande testimonianza. Il progetto di vita è un progetto che ha successo nei margini dei termini in cui la persona si muove, e quindi le parole di Gabriele di oggi sono la profonda constatazione
attenzione di questo. Avere consapevolezza della propria diagnosi è il primo passaggio, avere consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, saperli esplicare sia a livello sociale, avere anche il famoso inside, cioè cosa significa, al di là di come il funzionamento diverge in merito a quello che sono le emozioni, no? Non tutte le neurodivergenze hanno un rapporto diretto con le proprie emozioni, ok? Per renderla più chiara possibile. E quindi un altro percorso, un altro tassello importante nel progetto di vita è anche rendersi conto di ciò che si prova, di quelli che sono i propri bisogni, non solo lavorativi ma anche sociali. Di conseguenza Gabriele è una grande testimonianza oggi del successo del progetto di vita tessito intorno a lui. E allora, oggi sarà la giornata delle neurodivergenze, perché ti ricordo che questa sera noi abbiamo un appuntamento fuori città, a Conversano, mi raccomando, ci aspetta, a me Liliana ci aspetta una giornata di sensibilizzazione, di racconto, insomma lo facciamo più che volentieri. Esportiamo le nostre frequenze divergenti da Cittadella in tutte le parti del mondo, basta che ci pagate la benzina che costa un botto, va bene, ma di questo insomma l'amore per la divulgazione. L'amore per la divulgazione, hai ragione. Intanto grazie davvero a Gabriele Volpe per essere stato con noi. Ma ci mancherebbe, figuratevi. Grazie. Grazie a Liliana Doria, che torna naturalmente giovedì prossimo. Torniamo con un ospite molto atteso da parte mia, che è la dottoressa Acquaviva, che è una fondatrice di un centro per l'autismo. E allora noi non resta che dare appuntamento innanzitutto con il nostro TG alle 14 sul canale 94, e questa sera alle 21 l'approfondimento di Orizzonte Taranto, BRT, mobilità, insomma Maristella Massari avrà davanti a sé le persone a cui fare domande, come l'assessore Patronelli, la presidente di Chima Giorgia Gira, e non perdete questa occasione alle 21. Ma poi vi volevo ricordare che naturalmente Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, e chiunque voglia segnalare disservizi, problemi col territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi, notizie di qualunque tipo, può scrivere alla nostra redazione attraverso l'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un WhatsApp al 339 680 6868. Naturalmente tutto sarà valutato dalla redazione nel rispetto della veridicità e delle informazioni e della normativa sulla privacy, e poi ovviamente potete allegare video, foto, indicare data, luogo, breve descrizione dei fatti, insomma tutto quello che serve per poter raccontare qualcosa che vi è capitato e che ha sicuramente un interesse pubblico. Mi raccomando, noi torniamo domani con il venerdì leggero, quasi leggerissimo, dalle 7 alle 9, quindi mi raccomando non andate via. Buon lavoro a tutti.